presentiamo un piatto con i prodotti del territorio, le patate, il radicchio e una piccola salsa a base di formaggio del nostro altipiano. È un piatto che può essere fatto sia come antipasto in piccole quantità oppure in quantità un pochino più grande. Possiamo fare anche un buon secondo che abbineremo con i salumi e gli insaccati della nostra noccineria, dal prosciutto crudo di cui ci parlerà poi il dottore, la soppressa e anche il lardo. È sicuramente un piatto non ricchissimo dal punto di vista così del costo, perché patate, radicchio eccetera, però è ricco di energia. D'altra parte questi sono i nostri prodotti della nostra campagna e con le dovute proporzioni, quindi ascoltando i tuoi consigli, sicuramente possiamo fare un piatto piacevole, di gusto e anche salutare. Che non dobbiamo pensare che ci siano dei piatti killer e dei piatti invece estremamente salutistici. Noi possiamo mangiare qualsiasi cosa, l'importante è saperla dosare sia nelle quantità del singolo pasto ma anche nella settimana. Se lo facciamo tutti i giorni questo non va bene. Gli ingredienti per circa 6 persone sono le patate, che noi abbiamo precedentemente lessato a bagnomaria, poi sono lo scalogno, il radicchio rosso, poi abbiamo naturalmente sale, pepe e olio extravergine di oliva, poi abbiamo il formaggio che ci serve per la salsa di accompagnamento, le uova, pane grattugiato, un po' di grana e del latte. Andrebbe anche un po' di burro, ma io ho voluto essere un pochino più così. Il burro lo possiamo mettere se lo usiamo in quantità limitate e poche volte, però se tu vuoi sostituirlo con l'olio mi fai felice. Ecco, allora ti farò felice. Iniziamo tagliando la cipolla allo scalogno per la precisione, lo tagliamo abbastanza regolare, mettiamo anche il radicchio. Ecco, questo è un modo per avvicinare a volte i ragazzi che sono un po' restii alla verdura ad assaggiare il radicchio. Abbinarlo con le patate o con altre preparazioni può essere un inizio per avvicinare questa verdura molto utile per la nostra salute. Poi mettiamo un filo d'olio, non ne serve molto, e facciamo appassire tutto insieme e lo facciamo cucinare, andare fino a quando diventa bello appassito. Dopo circa 5-10 minuti al massimo, questo è il risultato. Allora, non imburriamo. Poco olio, mi raccomando, perché 100 grammi di olio sono 90 calorie. Poi usiamo il pane grattugiato. Il pane grattugiato serve ad impedire che si attacchi il composto. Adesso schiacciamo le patate che abbiamo cotto al vapore. Io le ho cotte con la buccia, poi l'ho tolta perché così mantengono di più le loro caratteristiche. Ecco, diciamo che la patata contiene zuccheri, contiene l'amido, che però è uno zucchero lento, non è uno zucchero veloce come lo zucchero bianco che mettiamo nel caffè e dipende da come la prepariamo. La patata lessa è certamente molto meglio delle patatine fritte e quindi in questo momento tu stai preparando una dose di amido, di zucchero che è utile al nostro organismo e che può sostituire la pasta o il pane. Allora abbiamo patate, il sale, ci vorrebbe il burro ma l'abbiamo eliminato. Io non vorrei che proprio pensassi che il burro è veleno. No, certo no. Quando si può, Roberta, è sempre meglio sostituirlo con l'olio, quando si può. Quando non si può, ne mettiamo poco, mettiamo burro di buona qualità. Mai la margarina. A questo punto aggiungiamo il grana grattugiato, un pizzico di sale, non molto perché già il grana è abbastanza saporito. Possiamo mettere del pepe, amalgamiamo il tutto, uniamo un goccio di latte e poi aggiungiamo un uovo intero oppure anche solo l'albume, perché l'albume è già una cosa che lega senza appesantire, comunque anche uno intero, uno solo. Ecco, bisogna che i nostri telespettatori facciano un attimo mente locale sugli ingredienti dal punto di vista energetico. Tu adesso, Roberta, hai messo anche l'uovo, c'era il grana, c'era l'olio, ci sono le patate, sono tutti alimenti ad alta densità energetica, quindi anche se poi la porzione di tortino alle patate è piccola, è una porzione che però ha tanta energia. Andiamo a mettere il nostro composto di patate, uova e formaggio, alterniamo con il radicchio e la cipolla. Qui ti consiglierei di abbondare sulle dosi di radicchio. Eccola qua. Perché il radicchio ha una bassa densità energetica, quindi mettiamone molto. Per finire
Mettiamo un pochino di pane grattugiato ancora sulla superficie, così gratinandosi in forno assumerà un bel colore dorato. Adesso andiamo ad infornare il nostro tortino e lo lasciamo a una temperatura di circa 180 gradi per circa un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Questo è il nostro tortino pronto. Io ho preparato precedentemente anche un'altra forma che potete dare al tortino. Ho fatto delle porzioni singole abbastanza abbondanti e queste serviranno eventualmente per un secondo. Questo tortino, la porzione, la possiamo abbinare con una salsa al formaggio. Io vorrei dirti che la porzione per l'antipasto del tortino potrebbe essere una cucchiaiata, quindi anche leggermente meno di quella che tu hai messo nel piatto, se è un antipasto. Questa è la crema al formaggio. Questa porzione va bene. Una pochina. Sei stata sul cucchiaio. Sul cucchiaio. Possiamo decorare un po' di erbe aromatiche. Questo è il timo. Ecco, vorrei dire che le erbe aromatiche dovremmo usarle molto anche in cucina perché danno sapore ai piatti senza dare energia. E questo è l'abbinamento con la crema al formaggio. Un altro abbinamento lo possiamo fare invece che con la crema al formaggio, che ha questa consistenza più grassa, quindi piena di calorie. Abbiamo usato un pesto di rucola selvatica. Rucola selvatica è un'erba che cresce spontanea nelle nostre campagne, nei colli euganei che ci circondano, e io la uso spesso perché ha questo profumo particolare ed è solo rucola appena sbollentata e olio extravergine di oliva e qualche pinolo, giusto per dare consistenza. Questo tortino può essere abbinato benissimo con i salumi della nostra norcineria, dal prosciutto crudo, il lardo, alle erbe, e anche con gli insaccati come la soppressa veneta e il salame veneto. I salumi sono degli alimenti particolarmente ricchi e ritenuti generalmente degli alimenti da bandire dall'alimentazione, perché pieni di sale, pieni di grassi e quindi certamente pesanti. Allora non è proprio così, dobbiamo intanto vedere la materia prima da cui questi salumi vengono prodotti, perché i maiali pesanti italiani oggi sono alimentati in maniera molto diversa rispetto ad altri maiali, per esempio esteri. Il maiale pesante italiano emiliano è alimentato con una dieta vegetariana, anzi per essere precisi latto-vegetariana, nel senso che mangia molti alimenti di tipo vegetale e quindi nelle sue carni noi abbiamo una composizione in grassi che è molto diversa rispetto a quella dei maiali di molti anni fa. Oggi noi abbiamo delle carni di maiale che hanno molti più grassi insaturi e molti meno grassi saturi, hanno molto più omega 3 e altri acidi insaturi rispetto ai grassi saturi che si prendevano facendo mangiare il maiale con la carne o con altri avanzi della campagna. Allora, tutto questo determina una diversa composizione della qualità del salume e in particolar modo il colesterolo, che è sempre stato considerato molto alto nei salumi provenienti dal maiale, oggi non ha dei livelli altissimi, ha dei livelli che sono paragonabili a quelli di altre carni, anche bianche. Quindi non possiamo pensare che mangiare salumi, se fatti con materia prima di buona qualità italiana, voglia rappresentare un rischio per la nostra salute. Sempre anche qui è un discorso di dosi.